C'era una giovane donna di nome Caterina, nata in un piccolo villaggio della campagna francese. Fin da bambina aveva conosciuto il dolore e la responsabilità. Sua madre era morta presto e lei, pur essendo solo una bambina, aveva preso il posto della madre, occupandosi dei suoi tanti fratelli con amore e dedizione. Non sapeva leggere né scrivere bene, ma il suo cuore era pieno di saggezza e fede. Ogni sera Caterina si inginocchiava davanti a una piccola immagine della Vergine Maria. Sentiva una pace profonda, come se quella figura silenziosa la comprendesse più di chiunque altro. Nel suo cuore cresceva un desiderio sempre più forte. Voleva dedicare la sua vita a servire gli altri e a stare vicino a Dio. Ma suo padre, uomo di poche parole, aveva altri piani per lei. La mandò a lavorare in una città lontana, sperando che si distraesse e dimenticasse quel suo desiderio. Caterina, però, non si lasciò scoraggiare. Continuava a pregare in silenzio e aspettava con pazienza che il suo sogno si realizzasse. Dopo molte difficoltà ottenne il permesso di entrare tra le Figlie della Carità, un ordine che si dedicava ad aiutare i poveri e i malati. Qui prese il nome di Suor Caterina. Una notte, mentre era in preghiera, accadde qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. La cappella dove si trovava era silenziosa e avvolta nella penombra. Caterina sentì un leggero fruscio e vide una luce brillante avvolgerla. Davanti a lei apparve la Vergine Maria, bella e luminosa come il sole. La Madonna la guardò con dolcezza e con voce gentile le parlò. Mostrò a Caterina un globo splendente tra le mani, spiegandole che rappresentava il mondo intero. «Questo globo è il simbolo di tutte le persone», disse Maria. «I raggi che vedi sono le grazie che dono a chi me le chiede con fiducia». Caterina era rapita da quella visione. Sentiva nel cuore una gioia così grande da non riuscire a esprimerla a parole. Maria le chiese di far coniare una medaglia che rappresentasse ciò che aveva visto. Tutti quelli che porteranno questa medaglia con fede riceveranno grandi grazie, promise la Madonna. Quando la visione scomparve, Caterina restò in silenzio. Si sentiva come se il cielo stesso fosse sceso sulla terra. Ma non era facile per lei parlare di quello che aveva visto. Era una donna semplice e umile, non voleva attirare l'attenzione. Tuttavia, trovò il coraggio di raccontare tutto al suo confessore, che dopo molte esitazioni decise di aiutarla. La medaglia fu coniata e presto si diffuse in tutto il mondo. Le persone iniziarono a chiamarla la medaglia miracolosa, perché portava consolazione, guarigioni e conversioni. Uno degli episodi più celebri fu quello di un uomo lontano dalla fede che, toccato da questa medaglia, tornò a Dio e dedicò la sua vita al bene degli altri. Caterina, intanto, continuava la sua vita in silenzio e nascondimento. Nessuno sapeva che era lei la veggente che aveva ricevuto quel dono straordinario. Passava le sue giornate a lavorare tra i poveri, a prendersi cura degli anziani e a pregare con semplicità. Anche se il suo cuore era pieno delle confidenze di Maria, non cercava onori né riconoscimenti. Tutto ciò che desiderava era servire. Quando si spense, ormai anziana, lasciò questo mondo come aveva vissuto, in pace, con il cuore colmo di fede. Solo dopo la sua morte si scoprì che era stata lei a ricevere quelle visioni straordinarie. La sua storia,
però, non è solo quella di una santa, ma anche quella di una donna che, nella sua semplicità, aveva trovato la via per compiere qualcosa di eterno. E ancora oggi la luce di Caterina e della medaglia miracolosa continua a brillare nei cuori di chi, come lei, cerca la grazia e la forza nella preghiera. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.